Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, alle principali notizie. No alle scorie radioattive a Trapani. Scendono in piazza gli studenti e incontrano sindaci e imprenditori della provincia a volerle collocare nell'area una società del Ministero dell'Economia. Palermo a fuoco anche sostanze inquinanti nell'incendio di 3 tir di una ditta di trasporti. Il rogo, sovrastato da una vasta nube di fumo nero, spento dai vigili del fuoco dopo una notte impegnativa. 1 maggio con ancora un morto sul lavoro. Nell'Agrigentino ha perso la vita un uomo alla guida di un trattore che si è ribaltato precipitando in un laghetto. A Cicastello il dolore di Daniele che 11 anni fa ha perso il padre schiacciata da una palma crollata a terra e ora è costretto a pagare 40.000 euro per aver perso la causa di risarcimento. Lampedusa avrà la cittadinanza onoraria Maria, la prima bimba nata nell'isola dopo mezzo secolo, partorita in emergenza 3 anni fa dopo il naufragio del barcone con a bordo la madre ivoriana. Palermo è guarito Honey, il cane che preso a picconate era stato ritrovato moribondo in un cassonetto dei rifiuti 9 giorni fa. La volontaria che lo ha accudito ora lo darà in adozione. Cioppo, Ciaffico, Pinnenti, rivisitato in siciliano lo Shakespeare di Molto rumore per nulla, dal regista Giuseppe Di Pasquale in collaborazione con Andrea Camilleri, al Teatro Brancati di Catania da stasera a venerdì 10. Calcio, Palermo in crisi, scatta la contestazione dei tifosi dopo la sconfitta con lo Spezia. Il Catania, verso i play-off, si affida ai gol di Cianci, eletto miglior giocatore del girone C nel mese di aprile. Bentrovati. Trapani contro le scorie nucleari. Scendono in piazza gli studenti, i sindaci e gli esponenti del mondo produttivo e sociale. Incontrano i ragazzi per contrastare il progetto di deposito di rifiuti nucleari nella provincia. Eva Stampinato. Trapani dice no alle scorie radioattive e lo ribadisce da piazza Vittorio Emanuele, dove si sono riuniti decine di giovani al fianco dei sindaci delle province e dei rappresentanti del mondo produttivo trapanese. Oggi non ha marinato la scuola, oggi sono venuti in piazza e ci hanno dato loro lezioni di futuro, partendo da un no però, no ai rifiuti radioattivi, né a calatafimi né a fulgatori. All'inizio dell'anno, sulla Carta Nazionale delle Aree Idonee ad ospitare scorie nucleari e di diversa radioattività, risultavano 5 paesi della Sicilia, di cui 2 a Palermo, 1 a Caltanissetta e 2 a Trapani, i siti di Segesta e Fulgatore. Meno di 2 mesi fa sono rimaste in elenco solo le zone del Trapanese, promosse a ruolo non scelto, dicono i sindaci. Il giorno prima delle elezioni europee da Roma deve arrivare il decreto che stralcia queste zone candidate imposte dall'alto ad ospitare i depositi nazionali di rifiuti radioattivi. Così il territorio rischia di trasformarsi nella pattumiera d'Italia, insorgono dal palco, dalle tonnellate di uva per la produzione del vino pregiato trapanese alle tonnellate di scorie, 91.000 metri cubi quelli previsti per il solo sito di Fulgatore, frazione di Trapani a pochi chilometri dal capoluogo. Sostenuto dalla provincia di Trapani. Responsabile della valutazione delle aree idonee è la società Sogin, società gestione impianti nucleari per azioni, ed è una società per azioni interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Palermo a fuoco, 3 tir di una ditta di trasporti in un deposito. Il rogo è divampato nella notte in via Lanza di Scalea. In fumo anche sostanze inquinanti. Marco Gullà. L'allarme è scattato intorno alle 23. C'è un incendio grossissimo, con rete. È stata una notte di duro lavoro per i vigili del fuoco di Palermo, impegnati nello spegnimento di un vasto rogo nel deposito di un'azienda di autotrasporti in via Lanza di Scalea, allo Zen. Le fiamme hanno distrutto 3 mezzi. Quando è stato lanciato l'allarme, sul posto sono arrivate 5 squadre dei vigili del fuoco che hanno avviato le operazioni di spegnimento e bonifica. Uno dei mezzi coinvolti nell'incendio era vuoto, mentre gli altri 2 avevano un carico di bancali contenenti carta per la casa.
casa. Il materiale inevitabilmente ha alimentato le fiamme, rendendo il rogo ancora più vasto e provocando una grossa nube di fumo nero che ha reso l'aria irrespirabile in tutta la zona. Nell'incendio infatti sono andate in fumo anche sostanze inquinanti e quindi è stato necessario l'intervento dei tecnici del nucleo regionale avanzato NBCR per valutare la presenza di sostanze pericolose per l'incolumità pubblica. La polizia, che ha effettuato i rilievi, ha avviato le indagini per risalire all'origine del rogo. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, ma tutti gli accertamenti saranno effettuati quando terminerà l'intervento di bonifica. Ancora una morte bianca ieri nell'Agrigentino. Un uomo di 64 anni è precipitato con il trattore in un laghetto ed è morto. L'uomo stava lavorando in un appezzamento di terreno di sua proprietà. Davide Sardo. Morte bianca ad Agrigento, peraltro il giorno della festa del lavoro e dei lavoratori. Vittima è stato un noto commercialista di Agrigento, consulente di diverse aziende di prestigio, adesso in pensione, Mario Mondello, 64 anni. L'incidente è avvenuto in contrada Burraiti, al confine con Favara. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti investigativi effettuati dalla polizia sul posto, Mondello era intento ad arare un appezzamento di terreno di proprietà su un trattore. Forse a causa di un dislivello il mezzo cingolato si è ribaltato precipitando in un laghetto artificiale. Inutili si sono rivelati i soccorsi. I vigili del fuoco del comando provinciale Agrigento hanno lavorato alcune ore per recuperare il cadavere, avvalendosi di un mezzo adatto. Le difficoltà nell'operazione sono state aggravate anche dall'ora buia. Ucciso nel 2013 da una palma mentre si esibiva ad Aci Trezza. I familiari condannati a pagare anche le spese legali. È il doppio dramma della famiglia Anastasi, che chiede verità e soprattutto giustizia. Tonino De Mana. Non credevi che sapessi farlo anch'io, sbagliavi amore mio, sbagliavi amore mio. Una voce inconfondibile, quella di Claudio Anastasi, zittita per sempre da un infausto destino che lo ha visto morire all'età di 58 anni durante un'esibizione al pianoforte ad Aci Trezza. Era la sera del 29 giugno 2013 quando una palma lo colpiva in pieno, lasciandolo esanime per terra e strappandolo all'affetto dei suoi cari. Abbiamo smesso di credere nella giustizia per tutto ciò che è avvenuto, a credere nella morale e nella coscienza delle persone, perché mio padre era lì, amava cantare, gli è stato chiesto di allietare una serata al suo piano, mentre si esibiva si è spezzato il puntale di una palma. Lo ha colpito in testa e l'ha ucciso sul colpo. Una morte assurda che forse si poteva evitare, ma che a distanza di 11 anni lascia dolorosi strascichi giudiziari. L'inchiesta aperta dalla Procura di Catania per omicidio colposo si è chiusa con l'archiviazione, ma i figli della vittima, Daniele ed Adriano, non si sono dati per vinti, facendo causa al comune di Acicastello. Al termine di un controverso iter giudiziario arriva anche la beffa, ovvero la condanna al pagamento delle spese legali, 40.000 euro. A detta del perito, il comune, pensi un po', non si sarebbe potuto accorgere della malattia della palma. Paradossalmente ci vengono aggiunte le spese d'appello alla condanna di prima sentenza. Quindi oggi sono 40.000 euro che praticamente non saprei nemmeno dove andarli a reperire. Daniele non si separa mai dal CD con le canzoni del papà, lo ascolta nei momenti più tristi, forse in quelle note riesce a trovare la forza ed il coraggio di andare avanti alla ricerca della verità e soprattutto della giustizia. La prima nata nel 2021 sull'isola di Lampedusa dopo 51 anni è stata Maria, partorita in emergenza sull'isola dopo il naufragio di un barcone e il salvataggio. Adesso alla bimba verrà conferita la cittadinanza onoraria dell'isola. Per il personale medico l'orgoglio e la gioia per aver aiutato a fare fiorire la vita contro la morte. Roberta Lunghi. La forza della vita che irrompe tra mare e sofferenza. Era arrivato carico di questo simbolo, il primo vagito della piccola Maria, alle 23:40 del 31 luglio 2021 sull'isola di Lampedusa. La prima nata dopo 51 anni e che sabato riceverà per iniziativa del Consiglio Comunale dell'isola la cittadinanza onoraria. Dopo il salvataggio, lo sbarco a Lampedusa, il trasferimento in ambulanza al poliambulatorio di Contrada Grecale, la sua mamma Rita, della Costa
d'avorio, rischiava il parto prematuro, che poi è avvenuto. Tra lacrime e sorrisi, dietro le mascherine, Maria, così in nome dell'infermiera che l'ha assistita, è venuta al mondo e oggi è palpabile la gioia e l'orgoglio del personale medico e paramedico del punto territoriale di emergenza di Lampedusa. L'attribuzione della cittadinanza onoraria a Maria è un motivo di orgoglio per la nostra ASP, perché l'assistenza e la nascita della piccola è avvenuta il 31 luglio 2021, è avvenuta all'interno delle strutture dell'ASP, del PTE di Lampedusa. Motivo di orgoglio e motivo di impegno. L'intuizione di creare i presupposti per l'assistenza alle tante donne migranti è stata lungimirante. Da quella notte in poi altra vita è iniziata sull'isola. Ginecologi, ostetrici e pediatri che hanno una presenza H24 sull'isola e che hanno consentito nel corso dello scorso anno di assistere altri 4 parti. Sull'isola intanto si prepara la giornata di festa per Maria, che sarà cittadina di Lampedusa, con a soli 2 anni e mezzo il bagaglio di una storia che racconta tutto insieme: la tragedia della migrazione da una parte e poi l'accoglienza, l'amore, l'abnegazione dei medici e della gente dell'isola, che iniziò dalla sua nascita una gara di solidarietà per lei e la sua mamma, di quello che adesso è il suo paese. Ani sta bene e avrà presto una famiglia. Il cane, che era stato preso a picconate a Palermo 9 giorni fa, ritrovato in un cassonetto di rifiuti moribondo, è stato curato e adesso si trova a casa di una volontaria che presto lo darà in adozione. Eva Spampinato. Lo avevamo visto così, agonizzante in fin di vita, ricoperto di rifiuti dentro un cassonetto nel quartiere Cruillas a Palermo. I suoi flebili lamenti lo hanno salvato. Pochi minuti e non ci sarebbe stato più nulla da fare. E invece la sorte e l'intervento di 2 donne, mamma e figlia, sono stati la sua fortuna. Adesso Onei sta bene e ha una nuova casa, lo vedete. Buongiorno a tutti, da Onei. Noi andiamo a passeggio, facciamo una passeggiata questa mattina. Lei è Valeria Galletti, una animalista di Palermo che è arrivata in suo soccorso dopo che la madre lo aveva trovato in quel cassonetto. Oggi lui, dopo 9 giorni, è fuori pericolo. È stato dimesso ieri dalla clinica veterinaria Primavera ed è a casa con me. La corsa alla clinica veterinaria con una emorragia cerebrale e 2 fori alla testa e poi il lieto fine. All'inizio sembrava fosse sparato, visto un recente episodio fatto sempre nella zona di Cruillas. Invece poi i medici hanno stabilito che sono state due picconate secche al cranio. Adesso Onei cerca una famiglia e Valeria lo aiuterà a trovare la felicità dopo averlo salvato dalla crudeltà di cui solo alcuni esseri umani possono essere capaci. Altre notizie, giochi fatti in vista delle elezioni europee. Sono 14 le liste presentate nella circoscrizione Isole, Sicilia e Sardegna, ma almeno 4 di queste sono state depositate con riserva di accettazione e qualche verifica è in corso anche per la lista Pace, Terra e Dignità di Michele Santoro. Manlio Viola. 10 liste e 80 candidati, giochi fatti in vista delle elezioni europee dell'8 e 9 giugno prossimi. Alle 20 di ieri è scaduto il termine per la presentazione delle candidature. Bisognerà attendere il pronunciamento della commissione elettorale però per sapere se la lista Pace, Terra e Dignità di Michele Santoro, la 10ª, verrà ammessa. Il deposito è avvenuto, ma ora occorre la verifica delle firme a supporto delle liste presentate. Circa 100.000 in Italia, oltre 17.000 in Sicilia, di cui oltre 13.000 con annesso certificato elettorale. Ci sono poi altre 4 liste che sono state presentate ma il cui deposito è stato accettato con riserva di verifica. Si tratta di Forza Nuova, Alternativa Popolare, del partito animalista Italexit e di Democrazia Sovrana e Popolare. Anche per questi bisognerà attendere gli accertamenti della commissione presso la Corte d'Appello e attualmente queste 4 liste non sono inserite nell'elenco. 9 le liste certe, ovvero quelle dei partiti tradizionali ai quali si aggiungono Azione, Stati Uniti d'Europa e Alleanze Verdi di Sinistra. Non ci saranno i candidati della Democrazia Cristiana di Toto Cuffaro. Dopo ben 2 rifiuti, la lista Stati Uniti d'Europa, nata dall'accordo Italia Viva più Europa e PSI, si è chiusa senza rappresentanza DC. A sorpresa nella Lega invece il capolista è Annalisa Tardino e non il generale Roberto Vannacci che è al numero 2. Sfida a distanza fra 3 donne capolista poi, la premier Giorgia Meloni per Fratelli d'Italia, la segretaria Alice Klein del PD, Rita Bernardini per Stati Uniti d'Europa. Resta da capire infine dove andranno i voti di Cuffaro che non sono pochi e attualmente sono orfani di un candidato.
Assunzioni in arrivo al Comune di Catania. Si tratta di 311 dipendenti, 277 a tempo indeterminato e 44 delimitato. Potenzieranno i servizi offerti alla cittadinanza, alle imprese e al territorio. Già decise inoltre le assunzioni di 100 nuovi vigili urbani e 12 funzionari. Prossimamente poi saranno indetti i concorsi per l'assunzione di altri vigili ancora, istruttori tecnici e contabili. Restiamo a Catania. Per lavori di manutenzione e messa in sicurezza entrambe le carreggiate della galleria di Viale Mediterraneo rimarranno chiuse dalle 22 alle 6 dei giorni 6, 7, 8, 9 e 10 maggio. Per accedere al raccordo autostradale in quelle fasce orarie si potrà utilizzare lo svincolo di via Colle del Pino, strada di prolungamento di via Nuova Lucello. Arriva un ricorso al TAR del Lazio sull'assegnazione dello stabilimento ex Blutech e già Fiat di Termini Imerese al gruppo Pelligra. Il ricorso, presentato da parte di Shara Holding Limited e Smart City Group, che è una cordata di imprese italiane e estere che si erano fatte avanti già in precedenza, questo ricorso chiede la sospensione delle procedure di assegnazione. Per la CGIL un nuovo stop all'assegnazione dell'area sarebbe paradossale. Teatro in scena da stasera alla Brancati di Catania, Cioppo, Ciaffico, Pennenti, adattamento in salsa siciliana dell'opera di Shakespeare Uno scherzo di Andrea Camilleri e Giuseppe Di Pasquale, che riprende l'ipotesi che il drammaturgo inglese fosse di origine siciliana. Ma sentiamo il regista, ospite di Buongiorno Sicilia. È uno scherzo che io e Andrea Camilleri, con il quale come sanno tutti ho collaborato per oltre 25 anni, un giorno passeggiando a Roma gli dissi, guarda Andrea, ho letto di un tale professore Juvara, che è messinese, che si è tirato fuori l'ennesima novità su Shakespeare. Dice che Shakespeare non era Shakespeare, ma era quel tale Michelangelo Florio Crollalanza, quacquero di Palermo, che se ne scappa da Palermo, sale su e arriva da Cugini a Stratford-on-Avon e diventa Shakespeare. Dico, ma perché non facciamo uno scherzo? Prendiamo il Molto rumore per nulla, lo traduciamo con un siciliano antico e facciamo finta che sia stato ritrovato in una cassa di una biblioteca e lo attribuiamo a Michelangelo Florio Crollalanza. Insomma, lo scherzo riuscì perché lo spettacolo è da 24 anni che lo portiamo in giro. Tra l'altro questa è una commedia sull'amore e sulla futilità dell'amore. Il titolo, Molto rumore per nulla, Cioppo, Ciaffico, Pennenti, è molto vicino anche al nostro carattere meridionale. Da stasera al Teatro Brancati di Catania fino a venerdì 10. Ci fermiamo, tra poco la contestazione dei tifosi del Palermo alla squadra. Non meritate di indossare questa maglia. Ci vediamo fra pochissimo. Insieme con il calcio, il Palermo è in crisi di gioco e di risultati, i rosanero che perdono alla Spezia e a fine gara i tifosi contestano i calciatori. Marco Cullà. I tifosi a fine gara hanno chiesto ai calciatori del Palermo di togliersi le maglie, una richiesta forte, una presa di posizione da parte degli ultras rosanero nei confronti di una squadra che ha ormai smarrito la bussola. Il Palermo perde ancora, al picco vince lo Spezia con questo gol di Serio su folle retropassaggio di Lund. È l'immagine del Palermo, una squadra svogliata, senza idee, senza carattere. Al momento i rosa, a distanza di 2 giornate dalla fine del campionato, restano sesti, ma la Sampdoria avanza minacciosa, lontana solo 3 punti. Nel gol abbiamo sicuramente delle responsabilità, però dovevamo essere comunque in grado di provare a riprenderla, a ribaltarla. Ripeto, il primo tempo non mi è piaciuto per niente, il secondo tempo la squadra ha avuto una reazione, voglio ripartire da questa reazione, se non tiriamo fuori il carattere diventa difficile arrivare in fondo. La reazione del Palermo è tutta in questo tiro di Diakité ad inizio ripresa, poi il nulla. Purtroppo è un periodo in cui commettiamo degli errori e veniamo subito puniti. È un momento difficile, lo sappiamo, ma dobbiamo cercare di compattarci come gruppo e cercare di finire al meglio questa stagione.
Domenica al Barbera c'è l'Ascoli a caccia di punti salvezza. Il Palermo, se vuole salvare almeno il sesto posto, deve trovare i 3 punti. Si apprende adesso che il Palermo andrà in ritiro da oggi almeno fino a domenica, giorno della partita al Barbera alle 16:15 contro l'Ascoli. La decisione della società è arrivata dopo la seconda sconfitta di fila nel tentativo di ricompattare la squadra. Il Catania, che si allena in vista dei play-off per gli spareggi di promozione, potrà contare su uno dei giocatori più in forma del momento in tutta la serie, l'attaccante Pietro Cianci, nominato miglior giocatore del mese di aprile. Marco Carli. Il Catania, in vista dei playoff che scatteranno il 14 maggio, riparte dal giocatore più in forma del momento. Un attaccante che segna è una garanzia e Pietro Cianci lo fa. Nominato miglior giocatore del girone C per il mese di aprile con i suoi 3 gol e la Coppa Italia conquistata, che hanno seguito le 2 reti messe a segno nella parte finale del mese di marzo. Cianci è stato premiato dai follower dei canali social della Lega Pro e favorito dall'attacco a 2 punte, che indubbiamente agevola i protagonisti del reparto offensivo a lavorare più a stretto contatto e ad essere sostenuti dal compagno. Se anche Di Carmine, che resta il miglior marcatore stagionale del Catania con 10 reti, di cui 2 in Coppa Italia, riuscirà a trarre lo stesso giovamento, i rossazzurri si presenteranno con più frecce al proprio arco ai playoff, a cui gli etnei, lo ricordiamo, accederanno dalla prima fase nazionale, per intenderci gli ottavi di finale con gare di andata e ritorno. Anche perché, visto che il recupero di Peralta per gli spareggi resta difficilissimo, aver trovato un giocatore utile al raccordo fra centrocampo e attacco come Cicerelli, fra i migliori del periodo, dà a Zeoli scelte in più, come la posizione di Quain in difesa. L'ex Fiorenzuola col Benevento ha disputato una gran partita. Alternative come alcuni giocatori, Sturaro su tutti, per cui il lavoro dei prossimi giorni potrà regalare un numero maggiore di minuti potenziali in campo. Poi bisognerà aggiungere coesione e mentalità. I giorni che separano dal prossimo impegno agonistico potranno servire anche a questo. Ci fermiamo qui, l'appuntamento come al solito è alle 20. Grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.